Allora, l'idea è nata principalmente perché quest'anno magicamente ci sono diversi momenti importanti per il nostro sindacato, per Federalberghi Garda Veneto. Innanzitutto quest'anno compiamo 50 anni, quindi è un anniversario importante nel quale noi ricordiamo tutto il percorso fatto in questi 50 anni di assistenza sindacale nei confronti dei nostri associati albergatori della sponda veneta del Lago di Garda. Un evento anche dove ricordiamo anche come il turismo si è evoluto e di conseguenza l'accoglienza. E capita questo anniversario durante il giubileo, quindi in un anno giubilare, quindi abbiamo voluto anche testimoniare quello che è un po' il ringraziamento che il turismo stesso rivolge nei confronti dei nostri numerosissimi turisti. Pensate che 56 nazioni hanno toccato il Lago di Garda in questi anni, ma anche e specialmente nei confronti di chi vive in questo territorio, di chi condivide il turismo e quindi accoglie i nostri turisti a trascorrere le loro ferie. Sicuramente il turismo è un prodotto, è un lavoro che è in continua evoluzione. Stiamo vivendo dei momenti di grande riflessione, di grande, se vogliamo dire, anche fragilità, perché ci stiamo accorgendo che il nostro territorio è un contenitore che non può essere riempito troppo, diciamoci così. Esempi ci sono stati negli ultimi periodi e quindi dobbiamo porre una riflessione su che turismo vogliamo, su che frangenti indirizzare l'attenzione e la cosa più importante è proteggere la sostenibilità, ma non solo ambientale, anche di chi vive il nostro territorio.